Non è certo un bel momento quello che sta vivendo Agrigento per quanto riguarda i rifiuti. Un momento critico, ma non solo. E a pagare sono sempre i cittadini indifesi, contribuenti tartassati nei confronti dei quali mancavano solo le multe. Diciamo che si tratta di multe che sarebbero comunque illegittime. Ma non è questo il punto. La notizia è che il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, elogia gli agrigentini che hanno fatto conquistare il 70% di raccolta differenziata. Brava gente, cittadini modello, insomma, che però da un lato vengono esaltati e dall'altro bacchettati e puniti, a dimostrazione che Agrigento è davvero una strana città. Stranissima città con la differenziata che da sinonimo di civiltà si è trasformata ben presto in una farsa, tale da scatenare la satira agrigentina. Andiamo bene, proprio bene. Ieri intanto in municipio si è tenuta una riunione tra l'amministrazione comunale e le imprese che gestiscono la raccolta. La soluzione che si vorrebbe dare ai disservizi di questi giorni non sembra comunque essere la più idonea. A quanto pare, tra l'altro, la città verrebbe divisa in zone con giorni di raccolta differenti. E già si parla di assurdo, visto che tutto questo comporterebbe in primo luogo la distribuzione di un nuovo calendario diviso appunto per zona. Non c'è dubbio che il lavoro che si sta programmando potrebbe far nascere altra confusione più di quella in atto. Andiamo bene, proprio bene. Ci si chiede com'è possibile, così stando le cose, prendersela con i cittadini. A proposito di multe, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Marcella Carrisi, ha intanto a disposizione un modello riportante uno scritto difensivo da inviare al sindaco Lillo Firetto per l'annullamento delle sanzioni. Una vicenda, insomma, questa tutta da seguire.